Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una sibilla interattiva e gratuita del vostro Marietto Veneziano. Bene, prima di iniziare, per quelle persone nuove che si avvicinano alle live gratuite Marietto, vi ricordo che abbiamo il legale Marietto Veneziano, hanno anche il sito del capitano. Questo sito è un sito dove si possono scaricare parecchio materiale gratuito fatto dal Marietto del 2015, poi il Degana si è aggiunto a questo cammino. Abbiamo già fatto 20 ebook, cioè il Marietto Veneziano ha fatto questi 20 ebook in cui ci sono circuiti radionici, quadranti radiostesici, con tante istruzioni, sono gratuiti, ne hanno già scaricati 175.000 e diciamo che è un punto di riferimento per il panorama radiostesico e radionico italiano. In più in questo pregiato sito ci sono anche una zona shop dove si può acquistare ad esempio il ciondolo magico dal valore del prezzo 150 euro più 10 euro di spedizioni. Ci sono anche altri prodotti esoterici, riti propiziatori, riti per il lavoro, per l'amore, per il benessere e quant'altro. Quindi basta che fate questo numero per avere informazioni. Vi ricordo che però prima di attivare un rito ci vuole sempre un consulto di 20 euro 45 minuti, anche sigilli e quant'altro. Quindi questo è quello che si può offrire. In più chiaramente abbiamo anche, come si suol dire, due gruppi, radionica, radiestesia e tarologia, e anche i casti sacerdotali in cui vi potete aggiungere gratuitamente. Abbiamo anche un gruppo un pochettino abbandonato in Telegram. Bene, detto questo, ricordo agli amici, no, che che vorranno fare delle domande, ad esempio su Face, di iscriversi a StreamYard, a StreamYard per il semplice fatto che è gratuito e quindi di conseguenza non c'è nessun tipo di problema, cioè costi aggiuntivi. L'unica cosa è che ci dà la possibilità a noi di poter vedere chiaramente come si suol dire, il nome delle persone. Bene, iniziamo subito a salutare gli amici. Vi ricordo che non si può vedere chi è primo, secondo, terzo perché noi siamo su una piattaforma dove sono uniti 3 canali, 2 di YouTube ad esempio e 1 di Facebook, e ci arrivano in ordine sparso. Quindi saluto Nella, Elisa, Federica, Freddy, Gica, Elisabetta e Roberta. E quindi vediamo un po' che ci salutano anche loro, le nostre amiche, amicizie. Bene, vediamo un po' di una domandina. Allora, vediamo un po' allora, vediamo un po' l'anella. L'anella qua. Vediamo un po' l'anella. Cosa ci dice? Buongiorno. No, ciao. Volevo sapere che intenzioni ha Raffaele del 70 verso di me. Farà qualcosa per me. Io del 74. Quindi da questa domanda si capisce che non convivete, non c'è ancora un feeling, almeno perché le domande devono essere un po' precise, un pochettino, come si suol dire, analitiche, quindi alcune volte sembra quasi che le sibille, non è che dico devono tirare a indovinare, ma sarebbe meglio che ci sia più informazione. Comunque va bene così, vediamo di interpretare meglio la domanda, nel senso che di vedere se le sibille ci aiutano, però prima di questo usiamo il quadrante radiostesico. Se andrà meglio fra la nostra Nella e Raff, suo amico. Vediamo un po', cosa dicono. Sembra Nella che
ci sia uno spiraglio, però non è uno spiraglio aperto, apertissimo, eh. Vedo che è uno spiraglio un pochettino debole, che bisogna lavorarci sopra. Andiamo con le sibille a vedere se Raffaele farà qualcosa per te del 74. Vediamo un po' sibille, e ci sono delle carte, delle sibille che insomma lasciano un pochettino, in questo caso qua, vedi, c'è il Gran Signore e poi il Vedovo. Sembra quasi che lui sia partito in quinta, no? E poi non so, c'è stato o lui si sente solo, o tu ti senti solo. C'è qua una situazione ambigua in cui non si capisce bene. Lui sicuramente è partito con il massimo diciamo, dell'ambizione, no? Anche perché essendo più grande, il Gran Signore per forza di lui. Però vedo che si sente solo, o tu ti senti solo, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che le sibille ci vogliono dire. Ma andiamo in dettaglio. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Sto Raffaele qua. Sto Raffaele qua ci fa sudare sette camicie, te lo dico io. Vediamo un po', Nella. Vediamo un po'. Vi ricordo che siamo sempre disponibili anche per consulti privati a pagamento. Qui sotto vedete il numero scorrere e sono 20 euro 45 minuti. Bene. Vediamo un po'. Lui è molto pensieroso, vedi? Il Raff è molto pensieroso. E anche perché, non so se è un atto di nervosismo, vedo che nel passato, questa linea è passato, lo vedo pensieroso, forse qualcuno ha detto qualcosa su di voi, Nella, non so, sembra quasi che ci sia qualcosina. Poi vedo che però la scintilla dell'amore è scattata e lui ha lavorato molto da lontano per conquistarti, o sembra quasi che all'inizio sia un po' partito col freno a mano e poi vedo invece che c'è stato qualcosa di più importante e vedo che ha lavorato molto per raggiungere lo scopo. Poi qui nella linea presente giustamente tu fai una bellissima domanda, se lui farà qualcosa per te. Attualmente vedo che è tutto bloccato, vedi? Lui che sta ragionando in modo pragmatico, blocco, e poi c'è un cambiamento, quindi sembra che attualmente la situazione è un po' bloccata. Poi vedo però che ci sarà un cambiamento e si sbloccherà, però stai attenta, perché io vedo che si sbloccherà, però ci sono delle cose che non vengono dette, cioè sembra quasi che la situazione si sbloccherà, ma in un certo senso dirà delle cose che non sono realistiche. Tu le supererai queste cose, molto probabilmente lui vuol tenere nascosto qualcosa. Vedi, clandestino, il ladro che ruba, c'è qualcosa che non va. Poi nel futuro ancora vedo che ci sarà un ritorno, un grande ritorno, quindi diciamo così, in questo momento la situazione è tutta bloccata, c'è veramente qualcosa di pesante. Nel futuro vedo che tu sarai vincente, no? Lui cercherà di fare qualcosa in modo clandestino, no? Ma poi dopo c'è un ritorno, quindi qualcosa lo farà. Però nei prossimi mesi c'è più un gelo, c'è più delle cose che insomma non sono per te, vedi Nella? Il gatto potrebbe essere un'opportunità, però vedi che poi c'è il ladro. Quindi diciamo così, attualmente la cosa è bloccata. Nel futuro ti sarà detto qualcosa che non è vero, poi dopo il ritorno c'è. Però non è un ritorno forte, perché poi io vedo ancora che tu sarai malinconica per questo ritorno, no? E vedo che ci sarà sicuramente vedi, omaggio prezioso domestico, cioè questo ritorno lui lo farà in grande stile, no? Però lo farà perché ti vede giù di morale, tu vedrai un ritorno che non sarà proprio come piace a te, allora lui cercherà di nuovo
di riconquistarti e vedo che la matrice che sei tu, la donna che ama, la donna vittoriosa. Quindi, diciamo così, per il prossimo futuro e nel presente la situazione sembra veramente difficile, tirate un po' col freno a mano. Poi ti sarà detto qualcosa che sembra illuminare, però vedi il problema di di lui che non vuole perderti, vedo che vedi la costanza in mezzo a due carte estremamente pesanti. Quindi sembra che ci sia sì una vittoria tua, ma è una vittoria un pochettino deboluccia. Però poi vedo che il ritorno c'è, cioè lui farà esattamente qualcosa per te, però tu non sarai contenta, vedi? Avrai qualche situazione difficile da digerire, però dopo, vedi, vedo che lui si riaprirà e tu ti rianimerai. In sintesi cosa si può dire? Il ritorno ci sarà, però sarà un ritorno lungo, nel senso non nei prossimi mesi, sarà qualcosa che vivrai adagio, poi non sarai soddisfatta e lui per farsi perdonare cercherà di fare qualcosa di importante, vedi, un omaggio prezioso domestico che si attiva e tu allora ricorderai quei bei momenti. Però diciamo che è ancora tutto in work progress, deve evolvere. Infatti il pendolino hai visto che era molto tra virgolette bloccato, diciamo bloccato fra un sì e un no. Vediamo un po' altre domandine. Vediamo un po', cari amici, se c'è qualche altra domandina interessante. Vediamo un po'. Ecco, vedete, qui c'è un Facebook user, buongiorno Marietto, come ho sempre detto ai Facebook user ricordatevi di iscrivervi a Stringiamo la piattaforma, perché se no non riesco. Allora, e vedo una nuova, e guardate qua, una nuova, cosa c'è qua? La meteorite luminosa, che si chiama Cinzia del 79 e fa una domanda sintetica, ma ci sarà un ritorno con Thomas dell'80? Questa è una bella domandina, è una persona nuova, no? Una persona che si aggiunge e vediamo un po' se fra la nostra, come si dice, Cinzia e il Thomas ci sarà un ritorno. Bene, vediamo un po' se ci sarà questo ritorno fra... E anche qui sembra che il ritorno, se c'è, è un pochettino di lungo respiro. Vediamo un po', vediamo un po' se la nostra Cinzia del 79 con il Thomas dell'80, se ci sarà questo ritorno. Va bene, Allora, casa e viaggio. Beh, un cambiamento c'è, sembra quasi che il pendolino, un bastione contrario, il taglio è molto buono perché vedo il cambiamento, Cinzia, il viaggio e la casa stanno a indicare che qualcosa sta arrivando a casa, sta a indicare qualcosa che si unisce, qualcosa di positivo. Il taglio è molto bello, un bel taglio, che mi dà fiducia, mi dà serenità. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se fra la nostra Cinzia e il Thomas, vediamo un po', ci sarà il ritorno, Thomas dell'80. Beh, nel passato vedo che, non so, io adesso, Cinzia, non so se tu hai figli, o lui era sposato, ecco, non è una domanda, come si suol dire, ben articolata, che è ricca, però vabbè, dà le sue indicazioni. Allora, nel passato vedo che era un po' tenuto segreto la cosa, c'erano gelosie, forse o lui è sposato, insomma ci sono dei figli, c'è una donna che ha dei figli e visto che Cinzia ha fatto una bella domanda, ma un pochettino, come si dice, un po' cruda, un po' poverina, magra, diciamo così, non si riesce a capire che è questa donna con dei figli. Poi vedo un uomo che nei tuoi confronti ha voluto aiutarti
ti è arrivato un messaggio, quindi qui vediamo così, la situazione passata era col Thomas un pochettino, tra virgolette, segreta, non so se clandestina, e poi c'era un attimo di nervosismo, forse dovuto a una donna che aveva dei figli, non so se lui era sposato, se era divorziato, comunque è entrata in scena anche un'altra donna, potrebbe essere anche un'altra donna, ma visto che la domanda è troppo sintetica. Poi vedo che entra in scena un uomo, quest'uomo qua, un uomo potente che ti voleva bene e avete avuto degli scambi importanti. E questo è il passato, quindi ricordiamoci situazioni un po' segrete, strategiche, qualche colpo di gelosia, entra in scena una donna, tra virgolette, coi figli, una donna che aveva dei figli, un uomo grande che ha voluto bene, poi c'è stato dei messaggi, comunicazioni. Nella linea presente però vediamo che lui sta lavorando per conquistarti, però sembra quasi una riconquista segreta, clandestina. Comunque la fortuna è dalla vostra parte, sembra che lui in questo momento ti stia pensando molto, vedi? C'è l'uomo giovane che suona, c'è il consolante sorpresa, cioè lui che sta lavorando per ricucire, quindi sembra che attualmente il nostro Thomas stia pensando a te, però c'è qualcosa che sembra bloccare, vedi il ladro. Poi nel futuro, quindi attualmente lui sta pensando a te in modo molto potente, però vedo in futuro delle carte, vedi il ladro, la prigione, la falsità. Per il futuro che le cose cambiano, ci sarà qualcuno che vuole rubare questo lavoro che il Thomas sta lavorando, no? Tu però ne uscirai vittoriosa, però attenzione che lui pensa sempre a te, vedi con questa carta qua, lui pensa sempre a te che sei una persona che vali molto, però attenzione che c'è qualcuno che vi spia in modo potente. Quindi come interpretare questo passaggio? Beh, diciamo che nel passato entra in scena questa donna, o tu hai figli, Cinzia, a questo punto non lo so, però diciamo che nella linea presente Thomas ce la sta mettendo tutta per riconquistarti, però succederanno delle cose che saranno difficili, il ladro, la prigione, la falsità, saranno a catenella dei blocchi forti che impediranno che lui torni. Però tu sei una donna forte, Cinzia, una donna di gran valore, infatti lui lo sa, vedi, lui pensa, però vedi gente che lo spia, vedi gente che lo spia in modo potente. Il finale com'è, Cinzia? È che è questo che importa. Vedi? Giovane fanciulla, fedeltà, amica e viaggio ancora. Beh, il finale sembra che ci sia, no, un ricongiungimento, forse per l'aiuto anche di un'altra persona che cercherà di unirvi, no? E ci sarà un cambiamento. Quindi diciamo così, è un work progress. Lui sicuramente ti sta pensando in modo importante, sta cercando di ricucire, però purtroppo dei blocchi, no? Dei blocchi anche di persone che dicono tutto il contrario di tutto, vedi? Ci sono delle situazioni molto difficili e poi qualcuno che vi spia nel futuro e lui che resta così, resta con un sogno, che tu sei una persona che vale molto. E poi il finale è giovane fanciulla, ci sarà sicuramente ancora un colpo, una scintilla importante, sembra quasi che vi dovete riavvicinare e poi grazie all'aiuto anche di un'amica che cercherà di fare la trade union, no? E poi ci sarà un cambiamento. Oppure potrebbe essere anche che lui vorrebbe tenerti come amica, ma sono più propenso dell'idea, vedi che c'è la fedeltà, la giovane fanciulla, sembra che nasca di nuovo un amore col Thomas, no? Qualcosa di importante. Quindi adesso, per adesso, lui sta lavorando per poter ritornare, ma vede un blocco importante nel futuro, anche perché c'è gente che vi spia. Bene, andiamo avanti e vediamo la prossima domandina. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'.
nostra allora, eccola qua. Freddy fa una bella domanda. Mm? Io, Federica del 95, volevo sapere se quest'anno riuscirò a realizzarmi a livello sentimentale ed avere la famiglia che desidero tanto. Mm? Allora, e poi chiaramente la nostra meteorite luminosa, meteorite ringrazia. Bene. Allora, guardiamo un po' la nostra Freddy, fa una domanda, Freddy, se ci sei, ti voglio fare una domanda. Ma questa domanda è, ma tu attualmente hai un fidanzato che vuoi creare questa famiglia? Oppure proprio niente? Perché è una domanda che sembra quasi che tu hai già il fidanzato e, come si suol dire, vuoi sposarti. Allora, se ci sei, Freddy, no, Federica, scrivimi se sei già con un fidanzato, così quando escono... Allora, Freddy, cosa dice? Vediamo un po' cosa dice. Ah, la Freddy dice che è una relazione complicata. Sì, perché se poi mi escono delle sibille io non riesco a capire. Ad esempio, se mi esce la signora con i bambini, non riesco a capire se sei tu. Allora, allora, tu sei in una relazione complicata e vorresti sicuramente sposarti con questo tipo. Ma voi siete, cioè, voglio dire, la relazione è complicata, ma lui è libero, nel senso, perché se no va a finire che se mi puoi dire se siete tutti e due ok insieme, ma liberi, tanto perché se no non riesco a dare una risposta, come si suol dire, una relazione complicata. Vediamo un po'. Allora, c'è una relazione complicata e la nostra Federica vuole sapere se riuscirà a crearsi una famiglia. Allora, state insieme, ecco, bravo, così la domanda è più completa, così il pendolino sta bene. Allora, perché così, se no, allora, cioè l'ideale, Freddy, scusa che ti aiuto un pochettino perché se no, allora, mi dovresti scrivere però anche il nome e la data di lui, perché se no va a finire che la domanda non è completa così, cioè ci devono essere i dati di tutti e due, perché se no io comunque ti rispondo solo col pendolino, in questo caso qua, perché la domanda non è proprio completissima. Quando voi fate domande per una persona, o se siete insieme a uno, dovete scrivere anche il nome e la data di nascita di lui. Adesso io faccio solo pendolino, no? Eventualmente... ha messo anche la data, perché se no... Esatto. E boom, Razvan. Il nome è Razvan, è giusto questo nome? Mi confermi che è Razvan? Comunque io farò solamente col pendolino perché è una domanda troppo articolata, cioè nel senso è confusionaria questa domanda, deve essere precisa. Se tu hai già un fidanzato, devi dirmi, io con questo signore che Caio Sempronio del mio avrò una famiglia quest'anno, perché così non si capiva bene se c'era o non c'era, via dicendo. Comunque, vediamo se quest'anno con questo signore riesce a realizzare una famiglia sposata. E quest'anno mi sa che con questo signore qui, se il nome è giusto, non è che ci sarà grande, nel 2022, non è che ci sarà grandi movimenti. Comunque la prossima volta, se dovessi farla ancora, rifalla la domanda. Adesso è inutile perché è troppo complicata la Freddy, la domanda. Lei è articolata troppo, nel senso è troppo dispersiva, scusami. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Questa domanda qui della
Federica, la nostra Federica, dov'è la Federica? Eccola qua. Allora, buongiorno, sono Federica dell'87, vorrei sapere, vedete, questa è una domanda completa, è bella anche, come ha preso il fatto che stavo vicino a casa sua, grazie mille, siamo entrambi impegnati. Bene, allora, quindi prima facciamo il pendolino, le domande devono essere come ha fatto Federica, belle, ricche, complete, non a pizziconi perché sennò è inutile, sembra un circo qua. Vediamo un po' come ha preso il nostro amico, l'amico Daniele, sì bene no male. Beh, non l'ha presa né bene né male, è stato neutro. Vediamo un po' le sibille cosa ci dicono. Ok, vediamo un po' le sibille cosa ci dicono. Beh, diciamo che, vedi, questo è il tipo che guarda, che osserva, che spia, che praticamente ti guardava e vedo che è anche un pochettino un tipo che sviolina. Quindi, come l'ha presa? Beh, ti guardava, ti vedeva, ti spiava o ti spia ed è anche un tipo che gli piace fare le sviolinate, è molto positiva la cosa. Vediamo un po' però. Ti ha visto, vicino anche a casa tua, ti ha visto? Sì, ti spiava, mi sa. Vediamo un po' come l'ha presa. Non l'ha presa bene, ti dico già che non l'ha presa bene, perché questa domanda qua, guarda un po'. Allora, vedi, non l'ha presa bene qua, nel passato, vedi che ci sono stati problemi, e il finale, te lo dico già subito come l'ha presa malissimo, perché il finale che conta, visto che è una domanda secca, vedi, prigione, bugia, l'ha presa malissimo, vedi, di nascosto, superbia, falsità, insomma è stato per lui un incubo, no? L'ha presa malissimo, perché peggio di così non è mai uscito, vedi, prigione, falsità, superbia, ladro. Quindi non penso che l'abbia proprio presa bene Federica la storia. No. L'ha presa malissimo. Più di così cosa si può dire? Perché tutta la storia poi alla fine va sul finale e spiega chiaramente che era bloccato, bugie, orgoglio, un orgoglio nascosto. L'ha presa male, si vede che ci tiene a te perché ho visto che ti spia. Quindi l'ha presa male, è stato un bel colpo per lui, sapere che eri vicino a lui e ti ha spiato, o non so cosa ha fatto, ma lui lo sapeva. Bene cari amici, allora vi ripeto l'invito, mi raccomando questa sera le sibille interattive del De Garda, il Marietto c'è sempre per voi se volete dei consulti privati e quando fate le domande mi raccomando cari amici nome e data di nascita e poi che la domanda sia corposa, spiegata bene, non tanto da carnevale perché sennò andate in Luna Park e fate domande al primo pagliaccio che gira. Bene cari amici, grazie di essere stati con me e alla